Allora, siamo con Ricky Ignata. Ricky, l'abbiamo detto quasi a microfono spento, in realtà era aperto. Io mi ricordo qua sotto un giovane under 19 che dicevo, qualcuno ti ha detto mi piacerebbe vederti qui a Valdagno, poi è andata bene come è andata. Stasera una partita che Forte di Marmi ha dovuto fortemente impegnarsi per portare a casa, è stato un Valdagno mai domo fino alla fine, il 3-1 è arrivato a porta vuota, un Valdagno che sta crescendo, anche un Forte però che sta ritrovando, nonostante mancasse Pedro, sta ritrovando gioco e velocità. Sì, il girone di ritorno abbiamo fatto 4 vittorie, compresa questa. Per noi era ossigeno, dovevamo vincere per forza, se no avremmo buttato via i bei risultati che abbiamo fatto. E sapevamo che era dura, soprattutto qui in casa vostra, sapevamo che anche voi avete bisogno di punti e è stata, come ce l'aspettavamo, dura fino alla fine. È stato anche un Riccardo Agnata che ci ha messo del suo su almeno 2 o 3 interventi, un po' come Bruno, due grandi portieri stasera. E anche un Riccardo Agnata che adesso nelle interviste se la cava molto meglio di come me lo ricordo io da ragazzino. Vabbè, infatti che andiamo sui ricordi poi va malissimo. 4 vittorie consecutive come dicevi, quindi un Forte che rimane lì, lo abbiamo detto prima, rimane lì sul podio e vuole continuare la serie positiva. Sì, noi abbiamo delle partite difficili da fare, e abbiamo fatto una trasferta a Barcellona un po' sfortunata, abbiamo perso il volo, cioè, ci hanno annullato il volo, abbiamo avuto gli infortuni, però abbiamo la fortuna di avere abbiamo una società che ha costruito una squadra lunga perché ha obiettivi importanti. Dobbiamo iniziare a mettere a frutto questa squadra, ci stiamo riuscendo con un po' di rodaggio, diciamo tutto il girone d'andata e niente, dobbiamo lottare ogni sabato perché noi dobbiamo puntare sicuramente a arrivare almeno secondi. Sì, penso che Forte sia uno dei candidati, l'ho detto prima, per la famosa finale scudetto, poi ci sono gli altri lì a Trissino che vediamo come se lo caveranno. Molto bene, grazie Riccardo Agnata. Sì, visto che ormai volevo ringraziare tutti, salutare tutti, è sempre per me un piacere tornare a Valdagno, ormai sono 10 anni e ancora i ragazzi mi regalano le foto, quindi per me è una grande, grande emozione e lo è anche per la mia mamma che mi segue sempre. Grazie a tutti davvero, forza Forte e forza Valdagno. Se vi permetto io allora sulla mamma mi ricordo una maglietta con scritto mamma del portiere proprio qui e finiamola qua. Grazie a Riccardo Agnata, buon lavoro, a presto Rick, grazie, ciao.